Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo, parleremo di magia e di giorni propizi. Perché in questi giorni, ma in questi anni, no, nei vari social, grazie anche ai social dopotutto, c'è stata un'esplosione della conoscenza esoterica di basso livello. E capita ogni tanto che qualche persona, inavvertitamente, magari perché è giù di morale, un po' depressa, insomma ha le sue, situazioni difficili in casa, va sui social e dice la parola magica: "Mi è successo questo disastro in casa, mandatemi luce." Neanche fosse uno che lavora all'ENI, neanche se fosse una centrale nucleare. Adesso ne parliamo. Però prima di fare questo Marietta Veneziana vi chiede di iscrivervi al canale del nostro Marietta Veneziana, di venirci a trovare e neanche nel canale di The Garda. Se non sapete che è, andate su YouTube, scrivete The Garda, enter e viene fuori la nostra famosa The Garda. In più, vi ricordo che il Marietta Veneziano con il Garda hanno un sito che si chiama ilcapitano.altavisti.org, qui sotto sono il link in descrizione, dove potete accedere per scaricare gratuitamente 20 ebook con le spiegazioni di come usare più di 20 ebook, appunto, circa 200 circuiti e quadranti radiostesici gratuiti, no? Molte di quelle pillole che ho fatto vanno poi a riferirsi a questi circuiti. E vi ricordo che questa sera alle 21 ci sono le sigle interattive del Marietto Veneziano in The Garden nel canale del Marietto Veneziano. Siete tutti invitati se volete fare una domanda per le sibille o il pendolino. Bene, parliamo un po' di questa situazione un po', paradossale, cioè, una volta almeno si andava in chiesa, ci si vestiva, si usciva, si andava in una chiesa di Stato e si chiedeva, un'intercessione. Oggigiorno invece, purtroppo, si è presa questa neweggiata di andare nei social, appena uno manda un caglio, entra in un social, no, e incomincia a mendicare. E non ha niente a che fare con la magia e coi giorni propizi. Perché ho spiegato tante volte che noi viviamo in un regno che si chiama Malkut, cioè che praticamente è l'ultima sefira, cioè vedete qua sotto, questa qua, la vedete questa qua? Questo è proprio il regno della materialità, no? E quindi quando noi viviamo in questo regno, cioè è basso, no, basso, per noi viviamo in questo regno e andiamo in un social che non sappiamo nessuno, non sappiamo chi è nessuno praticamente, almeno quelli che non hanno i doni di veggenza e preveggenza e doni molto potenti, il terzo occhio aperto come un'app, no? Praticamente noi chiediamo una forma di energia a chiunque. E voi dovete pensare che le maggiori truffe vengono fatte nei social ultimamente. Quindi voi quando fate un'apertura così, no, è vero che siete magari giù di morale, è vero che magari, vi fa male il callo, però state aprendo la vostra porta spirituale, eterica, chiamatela poi come volete, no, ha delle energie nefaste. Se vi dico che si può prendere un parassita astrale toccando un carrello della spesa, figuriamoci entrare in un social e fare delle invocazioni. Se non siete protetti con un cerchio di fuoco o con un ovetto colorato, praticamente qualcosa succede, però purtroppo non è quello che vi aspettate, perché vi può arrivare di tutto, Io ultimamente proprio, non è che, mi fa male, però vedo tantissime mancanze di conoscenza. Queste persone fra qualche anno attiveranno dei meccanismi di mendicanza di queste energie che sarà come una come si dice, un'astinenza, no, quando hanno in mano un callo o gli è successo qualcosa a un parente, al posto di prendere, e fare, no, a un certo punto mendicano. E ve l'ho detto tante volte, questo non ha niente a che fare né con la magia e neanche con la New Age, perché almeno la New Age in teoria ti cerca di spiegare qualcosa di propositivo. Questo è creare praticamente dei parassiti umani a livello vibrazionale. E in più tutta quella luce che vi arriva, no, e ve lo dice Marietta, ci potete credere, se non siete protetti, non è che arriva solamente il Padre Pio, vi arriva anche qualche cos'altro. E vi ricordo che le maggiori truffe
vengono fatti sui social, adesso a livello economico, no? Quindi, a tutte quelle persone che hanno questa scatola mentale stereotipata che basta andare sui social sperando che gli arrivi giù, come si suol dire, tonnellate di energia pura, io dico state attenti perché vi state caricando voi stessi, i vostri familiari, di un sacco di larve astrali e parassiti e vampiri energetici. Quindi, fatto questo, invece parliamo della magia, la magia, alta magia operativa, magia che praticamente i rituali hanno più di 30.000 anni e praticamente lo faceva solamente un gruppo ristrettissimo di persone, perché 30.000 anni fa una persona su 60, 70.000 sapeva leggere o scrivere e praticamente tutte le conoscenze venivano tramandate a livello orale. E cosa dice questa magia? Quella anche più bassa, in un certo senso, più leggera, dice che nei periodi di luna piena, si hanno i maggiori risultati per aver dei come si dice, per i maggiori risultati, nelle operazioni, di magia. Quindi in questi giorni, ieri, l'altro ieri e oggi, si è al culmine dell'espansione della magia. Il vostro maretto ha messo un bellissimo ebook nel sito capitano.altavisto.org e qui sotto avete il link per poterlo scaricare, dove spiego praticamente come attivare un rito operativo di Giove molto semplice. L'importante è attivarlo con le dovute precauzioni, e cioè cerchi di fuoco, vetto colorato, e puoi chiedere sempre al pendolino se va bene per sì, e se va bene sì, no, per lui, cioè con questo. Quindi fatto questo, potete attivare senza dover andare nei, social a far la figura dei mendicanti, che poi magari l'energia vi arriva, ma ne arriva di uno che non è un stinco di santo e poi vi parassita e poi fra 5, 6 anni, se avevate in mano un calo, vi parte il piede. Quindi attenzione cari amici, attenzione che con le energie non si gioca, non è che magari siete giù di morali, prendetevi piuttosto del litio, della melatonina, ma lasciate stare di andare nei social e incominciare a gridare, oppure prendere quel pezzo di ferro, metterci dentro l'intento, quelle cose lì, lasciateli stare perché non funziona. Alla fine magari vi dà 10, ma perderete 100 fra 5 anni. Quindi la magia è più grande che voi da soli andate nel sito capitano.intervista, scaricate gli ebook e incominciate a studiare. Questo è un regalo che vi fa la vostra Hildegard, il vostro maretto veneziano. Bene, cari amici, grazie per avermi ascoltato e alla prossima. Ciao.